salve. Ok. Mi sembra di conoscere il signore. Mi sembra di conoscere. Solo che posso non conosce più te. Io ho piazzato dei microfoni anche per i musicisti in caso, ma se poi se si vuole sentire qualcuno, ma non contento. Magari cercare. Se qualcuno vuole farvi sentire qualcosa, allora, intanto dimmi magari, no, va bene così. Ok. Se mi dai un po' già qualcosa, un leggino, bravo, se mi dai un leggino, perfetto. Avete bisogno del microfono, la mia voce la sentite, penso di sentirla, no? Ok. Tanto dobbiamo parlare, non dobbiamo cantare, questo serve per cantare, o anche per recitare. Allora, vi presento. Io mi chiamo Pippo Rinaldi, sono siciliano, ho passato tutta la mia vita in Sicilia, sono di Catania, però vivo a Milano, come molti di noi siciliani che vanno via, ahimè, da questa bellissima terra, spesso succede. E Milano mi ha dato tante opportunità per accrescere il mio, che è una città. Quando io sono arrivato a Milano, insomma, la musica girava là, le discografie, si sa, insomma, Milano è una città molto importante da questo punto di vista. Però voi non ci crederete, ma me l'ha data anche per quello che riguarda la Sicilia. Adesso vi spiego perché. Allora, io cosa faccio di mestiere? Io di mestiere nasco cantautore, quindi io generalmente nascono, sono nati musicali, insomma, nascono io ho fatto altri studi, non c'entrava niente con la musica, mi sono laureato per stato di giurisprudenza, sono mandato. E ho fatto il liceo classico, ho fatto l'università e però da piccolo ho amato profondamente la musica. Ho amato profondamente la musica, ho imparato a suonare e naturalmente anche da adolescente, alla vostra età, eccetera. Mi piaceva anche tanto anche la parola, la poesia, insomma, quindi spesso adesso ne parleremo, no? C'è il fenomeno di una canzone e poi l'incontro, no? Fra un testo che noi cantiamo e la musica. E questa era stata la mia passione, che naturalmente io ho implementato nella mia vita. Adesso noi abbiamo poco tempo, se avessimo un giorno faremo dei seminari più lunghi, magari avremo modo di ascoltare anche le vostre esperienze, che comunque anche adesso, se volete, che non siete timidi, perché a volte alla nostra età, vuol dire come voi era un po' tutto, però io vi invito anche a parlare, a dire qualcosa se ne avete voglia, perché non sono qui per giudicare nessuno. Cosa ho fatto? Allora niente, la mia vita è stata la musica. Ho cominciato a scrivere canzoni e la mia cosa più importante, il mio cambio di passo è stato 30 anni fa, quando io ho cominciato la mia carriera. Tra l'altro adesso quello che Antonio sta facendo, scrivendo lontano dalla Sicilia, in Sicilia. Ho pensato che, di questo ne parleremo, sono stato un cantautore che ha inventato abbastanza agli inizi, poi ne parliamo, un modo di scrivere delle canzoni, che non erano le canzoni solo della tradizione, era un modo nuovo, e poi adesso è molto semplice, avrete milioni anche di artisti siciliani con cui ho lavorato, in tanti, ho cominciato così, poi ho smesso di scrivere, non ho mai smesso di cantare per un po', anche se non so cantare, e siccome insomma mi veniva facile, i miei editori di allora, perché nella musica bisogna avere anche dei discografici, degli editori, eccetera, no? Hanno voluto che io cominciassi a scrivere canzoni anche per gli altri, perché pensavano che io potessi avere una, come dire, una particolare mano felice.
e timidamente mi sono accostato alle esigenze di tanti altri artisti. Ho scritto per tanti, ho fatto cito come autore 8-9 Sanremo, ho scritto per tantissimi altri cantanti, insomma, se qualcuno legge la mia biografia è venuto il qua, vedete insomma quello che io ho fatto. Quindi la musica è stata poi naturalmente, mi sono spostato, mi sono spostato sul cinema, mi sono spostato sul teatro, tutto ciò che arte mi è interessato, no? in maniera molto importante, e quindi la mia vita è la musica. Quindi questo sono io, un sommitativo, diciamo, questo io che ho fatto, continuo a fare questi spettacoli, poi vediamo perché, che tipo di approccio ho io per quello che riguarda le mie canzoni e per quello che riguarda le altre canzoni. Allora, io faccio questa masterclass, ne faccio tante, ma vi dico subito una cosa, che io non credo, come Nina, credo nelle scuole, perché le scuole, quelle che fate voi, sono molto importanti, perché uno strumento, il canto, tutto quello si apprende studiando. Per quello che riguarda invece la scrittura della canzone, credo un po' meno nelle scuole, credo un po' meno, perché penso che quello sia, e in tanti casi, cioè, non si può apprendere un mestiere, perché quello è un mestiere. Si può apprendere a suonare bene un pianoforte, a chitarra, a cantare bene, come fa il nostro amico Paolo che insegna il canto, no? Le tecniche di canto pop, di canto lirico, di canto, cioè ci deve apprendere. E poi c'è l'apprendistato della vita. Io ho avuto dei maestri ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno insegnato come andare a bottega da qualcuno, fare lo scalpello dallo scultore, dal pittore. Esistono scuole di pittura? Sì, certo. Però magari uno fa lo scuola di belle arti, poi deve praticarsi perché si sposta da qualche altra parte, no? E quindi questo è importante. C'è un grande maestro della musica, poi c'è dei ragazzini, giovani, però io vi dico lo stesso, che un grande cantautore irlandese che si chiama Van Morrison, che faceva blues, eccetera, che in una sua canzone dice, parlando delle canzoni, dice, la canzone recita in inglese, no guru, no method, no teacher, dice, non ci sono i guru, non ci sono i metodi, non ci sono i maestri, esiste l'arte che deve uscire fuori da noi, dobbiamo fare in modo che questo possa succedere, il mestiere si apprende sul campo. Io ho studiato tante altre cose e ho appreso sul campo sbagliando anche la scrittura. Allora, che cos'è? Da dove la canzone? La canzone. Che cos'è la canzone? Sostanzialmente la canzone che cos'è? È un unicum. La canzone è un unicum e ormai da anni sdoganata come una forma d'arte a sé stante. La canzone è dibattuto, non è, anche se finisce nelle antologie, De André diceva ma mi hanno messo in un'antologia, ma io non so perché mi hanno messo in un'antologia, perché io scrivo canzoni. Certo, le canzoni possono essere dalla poesia metropolitana, adesso voi ascoltate la trap, che cosa sono? Se non una nuova forma di cantautorato, no? Di racconto di vita, di racconto di metafore, di immagini, più o meno belle, più o meno dure, più o meno poetiche. Anche il canto, la canzone, no? Poi ogni nazione ha il suo, come dire, il suo background culturale, no? Da dove veniamo, perché esiste il melodramma in Italia, perché esiste il blues in America, perché esiste la musica country, perché esiste l'operetta piuttosto perché esiste la canzone napoletana, no? Cose molto, molto importanti nella musica. La canzone che cos'è? Lo dice un etnomusicologo che si chiama Gianni Borghi, che è un importante, ha scritto dei libri, e la dice così.
prendiamo un'affermazione che fa un po' da guida alla canzone. La parola nella musica non è la stessa cosa che nella poesia. La parola poetica è musicale, poesia è per se stessa, però la poesia non sopporta bene, poi vi spiego perché, l'aggiunta della musica. Perché la poesia non accetta l'aggiunta della musica? Perché la poesia è letta o recitata, la canzone è cantata. Già abbiamo due piani differenti. La poesia, mentre tu leggi una poesia, ti puoi fermare durante la lettura, no? E quando canti una canzone non ti puoi fermare, deve passare tutta. Cioè non è che ti fermi, no, la poesia ti fermi intorno e indietro. È un'introspezione che hai tu con te stesso. Certo ci può essere il poeta che recita, non si ferma, lo fa una canzone. La poesia può non essere in rima, in assonanza. Quante poesie anche disconnesse che ci sono gli endecasillabi, bisogna poi sapere il dizionario, l'ottonario, tutto quello che volete voi, però la poesia può essere nell'unidimenso. Può essere una poesia non in rima, ci sono poesie straordinarie di poeti, mentre la canzone ha bisogno di una gabbia. Ha bisogno di una gabbia, non c'è dubbio che anche la canzone più disarticolata ha bisogno di una gabbia, quindi ha bisogno di una rima, di una assonanza. Ecco come le cose cominciano a separarsi, e prevede strutture fisse nei canoni della musica. Non c'è, è matematica, no? Insegnate voi, no? Esiste l'armonia, esiste il tempo, esiste il ritmo. No? Che può avere una poesia, ma è un ritmo libero, no? Quindi questo la canzone non prevede pause, va ascoltata, la canzone va ascoltata, non va a prendere generalmente rima, e prevede strutture, e ha una grande gabbia che è matematica, ed è la musica. Quindi lui che dice, Borgia, cos'è che rende poetico la canzone conosciuta da il cielo di una stanza? Cos'è che la rende poetica? Non certo il testo, che non è, se lo esaminiamo, la top della poesia, è un bel testo. Non è certo la musica, ma l'amalgama perfetto che c'è nei suoni, perché la poesia può a volte prescindere dal suono della parola. E lì c'è tutto un altro discorso da fare, non so se avremo tempo di farlo oggi. Ma che cos'è quindi quella canzone? È l'amalgama perfetto tra quelle parole e quella musica. E sia detto, dice, a scanso di equivoci, difficilissimo da realizzare. Chiaro? E ci aggiungo una terza cosa. Ci aggiungo una terza cosa io a questa cosa. Ci aggiungo l'interpretazione. L'interpretazione è come dire, illuminante. Se la canzone di Marinella te l'ha fatta Nina, la canzone salta di due c'è niente da fare. La bontà di un'interpretazione sui suoni di una canzone può fare il salto. Vi faccio un esempio. C'è un cantautore pressoché sconosciuto, lo conosceremo in Italia, negli anni 70, si chiamava Renzo Zenobi, era invece di dei Gregori. E a un certo punto, per aiutare questo cantautore, i discografici dicono: senti, ma lì, cioè tu hai fatto questa canzone molto bella, però la tua voce non le dà, la giusta luce che dovrebbe avere. E chiamano Dalla. E Dalla, che era di esordio, era già Dalla, dice: facciamo un duetto. Senti, la canzone parte Zenobi e tra Dalla segue un'altra canzone. Un'altra. Perché? Perché quella personalità
vocale nella stessa identica canzone ha una potenza, se mai non la fascinata. Signore, pensiamoci un attimo, no? Questo non significa, e qui lo dico a dei professionisti che insegnano canto, che vengono dalla musica lirica. Io ho lavorato con Bocelli, per esempio, faccio vedere con Antonella Ruggero, ho scritto per Antonella, cosa fai quando devi per Antonella Ruggero? Capito? Che cosa significa? Che questo non significa che un artista dotato di che non ha doti tecniche particolari non sia un grandissimo artista. Uno dei casi più emblematici d'Italia è Lucio Battisti, che era considerata dalla discografia la cosiddetta non voce. Non gli volevano far cantare le canzoni. Il buon Lucio Battisti che faceva? Scriveva le prime canzoni che le davano e lui no, perché lui no. Ma quando qualcuno, e lì ci sono storie, vorrei stare con voi 3 giorni per raccontarvi tutto ciò che nella mia vita mi è accaduto, di artisti, di persone che ho conosciuto, di persone che mi hanno lasciato. Quando qualcuno disse a Battisti, sì, ma tu le devi cantare, le canzoni sono decomplicate, ma perché? Ma perché lui aveva quel falsetto, riusciva a rendere potente l'interpretazione di quella canzone. Potente. Questa era poi bobina, che poteva una voce nasale, straziata, e ne potrei fare. Poi ci sono Sinatra, ci sono anche grandi voci, ci sono voci che, oppure la voce un po' più ascitata, non significa che tu devi avere una personalità. La personalità può essere di natura tecnica, che però non è detto che sia una cosa che ti coinvolge emozionalmente, perché ci sono persone che tecnicamente sono dotatissime e che fanno le vocalist o i vocalist tutta la vita. Vocalist, non cantante. Il cantante deve emozionare, il cantante deve arrivare nell'anima e ci può arrivare con una voce rauca come la mia, ci può arrivare con una voce limpida come il vostro maestro. Cioè, bisogna trovare delle strade. No? Ci può arrivare anche nella non voce. Giovannotti, che voce ha? Si è scritto delle canzoni che hanno quella rotondità, quel modo. C'è che le canta lui e dici, ma tu canti a te, Giovannotti, e a te. Ti piace? Il sentimento, l'emozione, la canzone nasce a questa particolarità. Poi ci sono quelli toccati da Dio, capito? Andrea aveva quella profondità di voce, sapeva anche scrivere, diceva a Dio, ciao. Mozart era toccato da Dio, capito? A 7 anni, capite? Quindi ci sono i benefici che vengono da chissà dove, chissà quando. Questo non significa che non bisogna lavorare, che non significa che bisogna curarsi, che anche la non voce va curata, che anche l'interpretazione va sostenuta, che anche la scrittura va sostenuta. E quindi questo è molto importante, che questo, naturalmente ci sono anche altre peculiarità nella musica moderna, no? La musica moderna è importantissimo anche, non sappiamo, gli arrangiamenti, il ritmo sono elementi molto importanti di una canzone arrangiata in una certa maniera e non in una maniera, anche se la canzone deve funzionare già senza niente, perché se non funziona senza niente c'è qualcosa che non va nell'armonia. Una volta, quando noi eravamo giovani, alle case discografiche non arrivavano i file del computer, non arrivavano i no, cari miei, no. Nelle vecchie etichette discografiche c'erano un pianoforte che ti chiamava. A me, quando mi chiamò la Caterina Caselli per la prima volta, mi ha dato
gli autori della CGT, perché io ero ragazzino, senza microfono, niente. E lì, poi ci sono, certo, chiaro che poi lì andiamo, non abbiamo tantissimo tempo, quindi io, scusate, salto di palo in frasca, e ci sono persone che sono scritte, per esempio, io per Antonella Ruggiero ho scritto tanto, ma se Antonella canta e se ha 3 ottave che se ne va e l'evocazione della lirica sono alcune vocali che funzionano, anziché no, non so se qualcuno di voi studia canto, allora la A che la canti la O, allora l'autore deve mettersi al servizio del cantante, deve capire cosa deve andare a scrivere, che parole deve andare a scrivere, che vocali deve andare. E diventa un esercizio tecnico alquanto difficile, perché devi andare a cercare dentro le canzoni, devi andare a capire cosa, dove, perché, che ritmo devi andare a prendere o meno. Quindi questo è molto importante, no? Cioè, lui fa cantori di notte, quante ore, quante uni si possono cantare, quante ma voglio dire, vieni da quel mondo lì, voglio dire, il pop, il tenor, io ho scritto anche per Joe Trova in America, chi è che canta il melodramma? E gli italiani per fortuna hanno avuto l'idea, perché se no noi non avremmo mai esportato il rock and roll. Vabbè, ma quella è un'altra storia. Allora, e quindi è importantissimo nella canzone l'aspetto dell'arrangiamento del Paolo Conte. Che poi come nasce la canzone? Cioè, questa storia della poesia della canzone ha una storia, no? Ha una storia. Io brevemente ve la accenno perché è bella e vorrei che voi la sapeste. Perché tutto nasce agli albori, cioè, la musica nasce con l'uomo, però diciamo che la forma che ha a che fare molto lontanamente con la forma della canzone è la poesia lirica. Voi avete studiato vagamente, al classico lo facciamo di più. La poesia lirica, noi abbiamo ottavo secolo avanti. Perché si chiamava lirica? Perché? In realtà perché i versi di Omero, che antefatto, non esisteva la scrittura, cioè non esisteva, cioè esisteva la scrittura, ma se tu dovevi, cioè, esisteva il vero, c'era la caccia, infatti lì c'è un problema importante, no? Quando nel 1400 la scrittura lirica, perché? Perché questi signori erano dei poeti e raccontavano, come i conti siciliani, raccontavano le loro poesie con l'accompagnamento di una lira. Quindi questa è già una forma che si avvicina a quell'amalgame. Cioè questi signori raccontavano le gesta di Ulisse attraverso la poesia lirica, che poi diventata, si evolve da un certo punto di vista, nel Medioevo diventa la canzone del trovatore. Questo signore con liuto canta le imprese della dama, del cavaliere. Quindi questo, che cosa succede? Che c'è quasi un'evoluzione fra questo magma poco capito, no? E cosa succede? Arriva la stampa, no? Cioè, quando queste parole si possono stampare, succede che c'è, come dire, una diffusione con facilità di ciò che è la poesia. Allora, lì i poeti, come dire, si inorgogliscono un poesia, ma Mallarmé dice: non abbiamo più bisogno della voce, non abbiamo più bisogno della musica. La poesia è un fatto interiore, la poesia si diffonde, tu la leggi e qui si crea uno stato, no? Cioè, i poeti
e la musica. Certo, e succede che le cose si evolvono, nel 1700, bla bla bla, arriviamo nell'800, alcuni poeti dicono, ma scusate, ma noi dobbiamo metterci al servizio della canzone. Come facciamo? Alcuni ci provano, e anche bravi, no? Nella musica napoletana dell'Ottocento, Di Giacomo, che era un poeta, dice io scrivo, addirittura D'Annunzio ci prova, no? C'era questo cantante di bel canto che si chiama Tosti, lui scrive in napoletano, a Vucchienna, sono tentativi di canzone, mentre i poeti fra le due guerre si distaccano totalmente, se ne vanno, dicono la verità della poesia è che noi siamo lontani dalla musica, la forma canzone si disperde. In realtà, diciamo, c'è in Italia un fenomeno che per fortuna porterà alla nostra canzone, ma che non ha le stesse evoluzioni che hanno avuto per esempio gli americani. Gli americani hanno un'altra tradizione, vengono dal canto del cotone, dal blues, dalle evocazioni, e quindi la modalità, che poi è modale del blues, ha un altro tipo di narrazione. I francesi ne hanno un'altra. Diciamo che gli unici, e quindi si avvalgono anche di poeti che mettono insieme questo patrimonio, anche i brasiliani per questo. Noi siamo figli del melodramma, cioè da noi la forma canzone, oltre che quella popolare che si sviluppa per via orale per conto suo, la canzone che poi evolve in canzone fra le due guerre, diciamo, è la canzone e la musica del melodramma sono le romanze. Vedremo, i romanzi hanno già forma canzone. Naturalmente questo pone un grande problema per il tipo di musica. Però per esempio Proust, il grande scrittore, parla che tutti si sono occupati di scrittori della canzone, della musica, quello che poi noi per smitizzare abbiamo chiamato canzonette. Proust dice, guardate che cosa interessante, dice, odiate la musica cattiva, non disprezzatela. Dice, siccome si suona e si canta molto più appassionatamente, parliamo delle canzoni più maltrattate, di quella buona, a poco essa si è riempita del sogno e delle lacrime degli uomini. Per questo sia rispettabile. Il suo posto non sarà nella storia dell'arte, ci saranno persone che entreranno, ma nella storia sentimentale della società. Ci sono delle storie sentimentali per cui e quello si evolve. Però poi a un certo punto, quello cos'è che porta ai nostri cantautori, quello che poi significa la scuola genovese, eccetera, cosa succede? Che nel dopoguerra ci sono dei poeti illuminati. Uno fra questi, che era, diciamo, sempre contro le istituzioni, era Pierpaolo Pasolini. Guarda un po', Paolo Pasolini, nella sua genialità, in questo così dire arroccamento della classe dei poeti, dove dentro c'era Montale, c'era di tutto. Scusate, non mi dico. Lo spiego. Ok, dove c'era Pasolini, assieme a Fortini e Roversi, che sono dei poeti, fonda negli anni 50 una rivista che si chiama L'Officina, e i poeti dicono, ma scusate, perché noi non dobbiamo mettere a frutto la nostra valenza poetica a frutto della canzone? Della canzone che non può essere solo melodramma, che poi si evolve nel Sanremo degli anni 50 con quelle cose melenze che furono superate, di Bel Canto, di Claudio Villo, eccetera. No, noi Pasolini dice qua dobbiamo risolvere un problema. Il problema è delle grandi parole in questa nebulosa
che ancora non è la canzone come ve l'ho descritta io, quell'amalgama perfetto che fa arte a sé. Ok? Il maestro Vecchioni, che mi pregio di conoscere, che si insegna all'università, dice no, lui è un professore, dice la canzone è un'arte a sé, lo dice Puccini, lo dicono tutti i più grandi cantautori, quanto si accorgono di questa cosa sta. Ma chi è che rompe il suo fronte? Pasolini che era un uomo contro, a un certo punto, assieme a Fortini e a Roversi, dice queste sono parole di Pasolini, si può dire che l'odierna canzonetta non sia che lui ha nel politico la discussione della classe dominante sulla classe dominata. Stando così le cose, non vedo perché sia la musica che le parole delle canzonette non dovrebbero essere più belle. Si pone il problema del testo delle canzoni. Un intervento di un poeta colto e magari raffinato non avrebbe niente di illecito. I poeti si sentivano più spacchioselli, quindi allora non va bene, lui è un poeta importante, dice no, mettiamoci, dobbiamo dare forza all'arte che si evolverà in canzone, no? E anzi la sua opera sarebbe sollecitabile, raccomandabile. Personalmente non mi è mai capitato di scrivere versi per canzoni, quello farà. Ossia, come alla maggior parte dei miei amici non mi si è presentata l'occasione, erano mondi separati, musicisti e parolieri si sono stretti in un impenetrabile clan, si sono protetti dalla concorrenza, ma a me credo che mi interesserebbe, mi divertirebbe applicare dei versi a una musica bella, tango, samba, si chiede questo. Pasolini scriverà poche canzoni, ma ne scriverà per Gabriella Ferra, scriverà una bellissima per Modugno che finisce dentro un film che trae ispirazione, perché certo quei poeti sono cose dall'Otello di Shakespeare, che cosa sono le nuvole, li scriveranno le canzoni. Tutto questo, come tanti affluenti, comincia a formare ciò che è il nostro mondo, che porterà alla nostra canzone d'autore, con le differenziazioni, la canzone pop, la canzone interpretata. Il magna canto. Io naturalmente devo concentrarmi per parlare della canzone, cosa succede per arrivare alla canzone popolare, che faccio dei salti perché tanto mi piacerebbe parlare di Roversi, che per esempio assieme a Pasolini apro una micro parentesi, sarebbe bellissimo poterne parlare di più. Roversi è un grandissimo poeta, ormai morto, che aveva una libreria, un grande poeta a Bologna. A un certo punto il trittico più bello di Dalla, prima che, vedi che già ho fatto un salto, prima che lui scrivesse le canzoni da sé, che molti autori si ponevano il problema, io sono capace di scrivere bene un testo, si rivolge al poeta Roversi e scrive un trittico così. Ragazzi, ma ve lo dico io, 3 dischi straordinari, che hanno 3 titoli. Uno si chiama Il giorno aveva 5 testi, un altro si chiama L'Anidride solforosa, che parla anche litterano dell'inquinamento del pianeta, e un terzo che parla della velocità della macchina, che si chiama Automobili, dove c'è una canzone più famosa che parla di nuvolari. Insomma, i testi che scriveva un grande poeta, e Dalla interveniva, e qui poi passeremo a un'altra cosa, prima il testo o poco prima la musica. Qui è complicato, perché abbiamo detto che tutto deve combaciare perfettamente, deve avere quell'armonia, la canzone deve avere quell'armonia. Bene, però c'è una rottura popolare, che anche voi che siete bambini l'avete sentita dai vostri papà, dalle vostre mamme, dai vostri nonni. C'è una rottura. Il nostro ormai iperconosciuto seguito dei Giovani Festival di Sanremo, mi sono pregiato di parteciparvi 9 volte. È diventato, come dire, il contenitore della musica popolare italiana fin dagli primi anni 50. Noi siamo stati adesso per il 72, fai un punto. Ogni tanto il siciliano mi viene fuori, perché è la mia altra lingua, la parlo come un'altra lingua separata, non perché io abbia in qualche maniera acquisito
vi posso assicurare che se mi parlo in siciliano lo parlo anche bene. Ok? Quindi non pensate che io abbia l'area del continente, perché non ce l'ho. La Sicilia mi è rimasta incardinata nel cuore. Che cosa succede? Che nel 1958 c'è un signore, un po' matto, che rompe tutti gli schemi. Arriva a Sanremo, dove c'era una canzone paludata, figlia del melodramma, e si chiama Domenico Modugno. Il signor Domenico Modugno nel 1958, quindi forse erano nati, ma anche vostri insomma, siamo là, non si nonni già la musica, che ha è importante, no? Perché hanno cambiato tutta una storia culturale del paese. Si vedono questo signore vestito non con quei vestiti, con una, adesso hanno fatto qualche anno fa una fiction anche in televisione, con questo smoking bianco, l'ha interpretato mi pare Fiorello, esatto, e molto bene, tra l'altro, molto somigliante, con i suoi baffetti, lui era un attore, non era un cantante puro. A proposito di voci non voci, abbiamo detto Battisti, abbiamo detto Gibson, abbiamo detto... Era un uomo del sud, un uomo che veniva dalla Puglia, che ce la voleva fare, che era partito con la valigia di cartone, andava alla scuola di cinematografia a Roma a studiare recitazione, a studiare canto, si mise a fare un film siciliano e non era siciliano, perché Frenzinato lo incontrò a Roma e lui cantava le canzoni in Sicilia, le canzoni in dialetto salentino, che è molto simile nella struttura al nostro, no? Con tutte le variazioni che abbiamo nei dialetti, la chiosa finale la facciamo sul dialetto, ok? Perché sono qui per questo. E cosa succede? Succede che il signor Domenico Modugno già, che aveva tentato anche con la Francia, aveva tentato tutte si inventa questa canzone, che poi è una delle poche che abbiamo esportato nel mondo. Volare in realtà, e qui entra una... La canzone non si chiama Volare, si chiama Nel blu dipinto di blu, e lì c'è tutto un problema, dovremmo dedicarci almeno un'ora su quello che sono, come vengono strutturati i titoli delle canzoni. Se rifaremo un altro seminario, parliamo, perché gli argomenti sono tanti e specifici, io vado per semplificazione, diciamo, no? Mi piacerebbe magari i ragazzi sono anche interessati, no? A sapere anche episodi curiosi della musica, che io sono pensato, anziano, posso raccontare. Domenico Modugno è la storia del blu di tutto di più. Volare perché? Perché il ritornello fa volare, e il ritornello in genere è la parola più significante, no? Io ho scritto una canzone con Mario Venuti che si chiama Crudele, ma tutti le chiamo legami, le mani legami, cioè, capito? Perché nel ritornello si titola la parola legami, però la canzone si titola Crudele, e lì c'è tutto un mondo di storie strane che le canzoni hanno. La storia strana di Volare è troppo bella, io ve la devo raccontare in 2 minuti, è troppo bella, perché questo matto di Modugno, che era un improvvisato, un pazzo, si mette con una messinese che era la sua fidanzata, sposerà lei, era un'attrice, e il giorno di Ferragosto chiama il paroliere della situazione, che è un grandissimo paroliere italiano, si chiama Migliacci. Ci sono gli anni 50, la dolce vita, immaginate l'Italia post bellica piena di speranze, gli anni 50-60, stavano tutti bene, si cresceva, adesso, scusate, poveri voi, però è un'altra storia. E che cosa succede? Succede che Modugno si va a fare il Ferragosto degli anni 50, una motociclettina, un po' sgangherata, e chiama Migliacci e dice: oh, andiamo a fare a Ostia a farci questo Ferragosto. Lui sostanzialmente carica la fidanzata in sella e si dimentica a Piazza del Popolo, questo cognome, scusate il francesismo, il povero Migliacci con un fiasco di vino. Per far finale la scampagnata, sotto il sole cocente, la canicola, Modugno
non c'è comunicazione, non ci sono telefoni, non c'è niente. Questo rimane sotto il sole, se ne torna nella sua soffitta, perché non lì a cercare fortuna a Roma, a cercare fortuna, se ne torna nella sua soffitta, incavolato con suo e si beve un bottiglia di vino, si ubriaca e cade in un sonno profondissimo. In questa soffitta aveva un vecchio manifesto di Chagall, che era un uomo che vola, era un uomino blu. Chagall dipingeva colore su colore, no? Era un uomo il blu. Pensi, questo. Arriviamo lì perché poi parliamo di un'altra cosa. Si sveglia e scrive la frase: penso che un sogno così non torni mai più. Mi dipingevo la faccia e le mani. Poi d'improvviso vedo dal cielo e comincia a volare. E c'è l'infinito. Cosa fa? Semplicemente descrive con una semplicità disarmante, in preda all'inebriamento dell'acqua, il Papa di Chagall. Dice una storia lunghissima, poi si scusa, lui dice: guarda, io la canzone, ma magari mi hanno scioccati, lì era binario, triste, cioè i nonni cantavano ben altra roba, bisogna essere coraggiosi. Allora come adesso, bisogna sempre pensare, per fare aste, di saltare avanti, no? Dobbiamo farlo, perché se no non c'è, rimaniamo lì dove siamo, no? E quindi c'è tutta una storia che non vi racconto, sulla composizione della canzone. Questo signore si ritrova, l'autore la volevano far cantare, infatti poi c'è il partner, insomma si ritrova a cantare a Sanremo. E come si ritrova a cantarlo? Spezzando tutti i canoni, e lì andiamo nell'interpretazione. Spezzando tutti i canoni della paludata canzone ordinatina italiana. Ma cosa ha fatto? Mica si è spogliato nudo, perché ci sono artisti che hanno fatto ben peggio di più, del tempo, di erbaccio, di tutto. L'unica sex drug e rock and roll che usava Modugno era aprire le braccia, così, che già era un gesto scandalosissimo, aprendosi la giacca bianca, non nera, in una televisione in bianco e nero, questo signore con i baffetti che già era come avere i capelli, no? Quei baffetti che nel 58 fa così, vola, cioè sconvolge un popolo abituato al canto, sconvolge l'Italia, l'America, va lì, rompe. Quella è la canzone per antonomasia, no? Della musica popolare italiana. Ricordiamoci una cosa, che però, perché lui era un genio, però, perché già nel 1954, è una canzone che forse non conoscete, ma che vale la pena di ricordare, perché è la prima vera, Volare è la prima vera canzone pop sanremese, ma la prima vera canzone d'autore l'aveva scritta sempre lui, e si chiamava Vecchio Franco. Cos'è Vecchio Franco? Ben 4 anni prima, tradotta in francese, non è mai successo in Francia. Cos'era Vecchio Franco se non il germe? Quello era il germe della canzone popolare sanremese. Poi si sarebbe potuto. Quello era il germe della canzone d'autore, quella che poi faranno le ballate, che faranno di André, che faranno Indrigo, che faranno Luci. Perché Vecchio Franco è così? Perché non è strutturata con a ballata circolare, senza il grande ritornello, ed è fortemente non poetico, evocativa come Volare, che ha 4 parti musicali, e non mi addentrerò sulla stesura tecnica musicale, perché se no ci perdiamo nella casa, ma aveva la struttura della narrazione. Cosa narra Modugno?
narra un fatto vero, come sempre le canzoni partono da un fatto vero. Lui aveva saputo in quella Roma degli anni 50 del suicidio, quindi uno al 54 che parla di un suicidio in maniera molto elegante, di questo conte siciliano, questo Trabia, che è pieno di idee, con una voce così, e che era stato trovato vestito di tutto punto, con la gardina dell'occhiello, del fratto, bastoni, era stato trovato suicida e lui genialmente scrive alla maniera, perché era andato in Francia, degli chansonnier francesi che, come vi ho detto prima, avevano avuto un altro tipo di approccio alla struttura musicale. Io vi faccio nomi che voi non dovete necessariamente conoscere, ma c'era stato il grande Brel, che era Weber, Brassens, erano tutti poeti, cantautori francesi che avevano un altro tipo di collocazione musicale. Lui, perché noi, come dice Picasso, artisti, non dobbiamo copiare, ma è meglio che rubiamo. Perché lui aveva rubato in maniera metaforica questi mondi e scrive vecchio fatto. E parte con questi è giunta mezzanotte. In questa descrizione di una notte, un piccolo film. E le canzoni spesso sono dei piccoli film. Quindi che cos'è la canzone? Ecco, Raimondo Lanza di Travis, il primo autore di canzoni in grado di ritagliarsi una dimensione artistica all'interno. Allora, io questa parte qua la finisco citando proprio lo stesso modulo, no? Ho saltato, c'è un caldo, ha ragione, apriamo tutte le finestre, e finisco con una citazione molto bella di Modulo, no? Che ha una sua valenza, non si può essere d'accordo, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma è l'approccio alla canzone pop. La canzone pop, quella che dice, vedi, una bella corrente. E dice questo: il sottoscritto crede che la canzone del popolo, quindi la canzone pop, come la chiamiamo noi, no? Quella che la gente vuole, è nata, come vi ho detto io, lo dice Modulo in un'intervista, fin dai tempi più antichi. Faccio il sunto di quello che ho detto, fin dai provatori, come canzone d'amore. In generale le canzoni per l'80% sono canzoni d'amore, poi ci sono canzoni che parlano di ambiente, canzoni che parlano di solitudine, però mediamente, no? L'uomo e la donna e l'uomo, la canzone è nata per questo, non per raccontare problemi, per spiegare le coscienze, per motivi inerenti alle che questa è una verità parziale, perché poi ci saranno tutta una serie di cantautori importantissimi che invece evocheranno problemi, canteranno anche nella canzone pop. C'era un ragazzo che come me amava il Beatles e oggi parla di guerra, no? Quindi ci saranno cantautori che giustamente Bob Dylan è proprio l'emblema negli anni 60 che sposta l'attenzione, però c'è questo troncone della canzone, lui parla di questo troncone e dice in parte condivisibile, ma in parte condivisibile, altrimenti uno prende Montale, prende Leopardi, così è un uomo del popolo, prende Neruda, prende Garzia Lorca e poi li musica. Mica glielo posso impedire nessuno, no, non glielo impedisce nessuno, ma non è facile come vi ho detto prima, perché Garzia Lorca ha una struttura poetica che mal si confronta, allora sarebbe il massimo. Se Mozart avesse musicato Garzia Lorca avrebbe un po', no? No, perché? Non c'era. Come quando la maionese impazzisce. Capite? Allora che sì, prendi la canzone di musica, dice Modulo, però poi dice una parte finale importante. Ma nessuno, ma sarebbe mettere una musica sopra quella della poesia. E qua ha ragione. Meraviglioso e meraviglioso. Io quindi
metteteci l'undici che sintetizza. Quindi ve lo mettete anche voi, o vi chiedete se qualcuno di voi ha avuto una croce. 3 minuti di verità, di sentimento autodifeso, nella quella che si chiama canzonetta, e avrai già fatto la tua missione. E quindi questo è importante, perché lì, come vi ho detto prima, c'è questo scavalcamento, no? Di posizione che alla fine ci porterà a quello che vi ho detto nella canzone. Allora, facciamo una domandina adesso. Qualcuno di voi ha mai approcciato, ha avuto la voglia di fare qualche canzone? Voi studiate questo liceo musicale, no? Ascoltate la musica, ascoltate altra musica, immagino. Ma qualcuno di voi ci prova? Lo fa? Lo fa? No. Mi piacerebbe farlo? A qualcuno piacerebbe farlo? No. Basta cominciare, no? Basta cominciare, ascoltare, sentire le cose che vi piacciono, lavorare sullo strumento che suonate, farvi insegnare da qualcuno. Poi, anche se non si diventa a fare quel mestiere, come dicevo io, per tanti anni ero un perfetto dilettante. Ho imparato da dove e da come, no? Questa è la cosa più importante che si può. Allora, le canzoni. Le canzoni, andiamo velocemente. Uno per scrivere una canzone deve avere un'esigenza, qualcosa da dire, no? Emozioni da comunicare, frammenti di vita da descrivere. Non è semplice, però deve avere 2 approcci molto importanti. La necessità di fare. Cioè, tu devi dire, io ho necessità di esprimermi così, se no hai necessità di esprimermi con una pittura, di esprimermi un'altra cosa, ti esprimi facendo sport, facendo cose encomiabili, no? E quando hai questa necessità, la sincerità nel farlo, perché sono frammenti, vedi, e quindi, come dire, faccio l'esempio, poco fa dicevo Giovanotti, a volte, e poi la semplicità, perché nella canzone popolare su questo è complicato, su questo è semplice, ma la semplicità deve arrivare come sentimento. Cito un poeta che scriveva poesie del Foscolo. Che c'entra Foscolo? Però lui ha detto una cosa interessante a proposito delle canzoni, non a proposito, lui parlava di poesia, però io la mutuo per la canzone. Nessuno, e lì è un po' quello che dicevo io, può dire cose nuove, perché se noi parliamo di nuova, non stiamo dicendo una cosa nuova, uno piano, quindi è lasciato, ma può dirle con novità. Cioè, noi possiamo parlare di una cosa trita e ritrita, ma ecco qui il punto di vista originale che tecnicamente si chiama angolazione. Vedi la cosa dal tuo angolo. Il tuo angolo nella scrittura ti porta alla peculiarità della scrittura, no? E quindi che cos'è importante in tutto questo? Io la chiamo sindrome, questo non è il caso vostro, ma è il caso di noi che, insomma, che ci sentiamo bravi, no? Io lo dico sempre anche a quelli, quando faccio i seminari, non solo a voi che siete all'inizio, ma anche a
quelli che hanno già scritto, che hanno già fatto, che devono ancora pubblicare o che hanno pubblicato e dicono: ma maestro, ma a me perché la mia canzone non viene? E perché, sai cosa c'è? Una cosa che deve fare sempre un grande. Io ho conosciuto Franco Battiato, che mi ha raccontato tantissime cose, che aveva la bellezza della semplicità e raccontava le barzellette, che aveva la profondità di un grande pensatore. È importante il senso dell'autocritica. Noi quando scriviamo non dobbiamo accettare acriticamente. Io lo chiamo sindrome da Narciso. Come sono bello, ma è bella questa cosa e quanto è bella questa cosa. È importantissimo poi il riscontro. Uno può scrivere cose belle, cose brutte, ha riscontro per cose brutte e belle, ma noi, con noi stessi, abbiamo quello che i latini, io adesso, scusatemi tra digressioni, chiamavano, ma si capisce, non è un latino, e lo dice anche il maestro Fossati, labor rime, il lavoro della rima. Tu scrivi, rimi, togli, ci può essere un'ispirazione istantanea. Perché con questo non sto dicendo che non c'è. Io diffido, ma è una mia posizione personale, del genio e sregolatezza. Voglio dire che ci sono stati dei geni con grandi sregolatezze, canzoni scritte in fase semi-ubriaco. Io sono per, se vuoi parlare bene, questo mestiere ti può venire bene una volta, per la disciplina, come tutte le cose, la disciplina pur nei voli artistici pindarici, no? E quindi cosa si lavora? Si lavora, io vi dico delle cose facili, poi le cose tecniche non abbiamo tempo di dirle. Per esempio, non bisogna confondere, per esempio, l'ispirazione, che può venire anche a quello perfettamente, ogni consiglio va benissimo, ma se voi sentite la seconda parte titolare che non vi racconto, dopo l'ispirazione immediata, che sarebbe troppo lungo, ci portiamo tempo, c'è la lavorazione. Ispirazione, lavorazione. Modugno, si rompe le palle, no, e perché il ritornello no, e poi Modugno fece la musica, no? A quel testo. E quel testo nasceva da testo. E vi dico perché. Perché il testo dice cosa nasce prima. Io devo fare una digressione velocissima, no? Ed è questa. La canzone mediamente sento un tutt'uno, è molto difficile che parta totalmente dal testo. Perché? Perché il testo, come abbiamo detto prima, o quando scrivi il testo ti metti dentro una... Se poi non sei musicista, cioè Mogol e Battisti scrivevano aspetta, seguiti qualcuno con la chitarra e l'altro. Se scrivi prima il testo, prima di tutto devi avere cognizioni di metrica, di ritmo, di metafora e senza avere la musica non è il rap, perché poi se volete facciamo, non è che io sono come un babucco, come vedete, conosco anche le cose nuove, perché lo faccio per mestiere. Però parlo della canzone, fra virgolette, tradizionale, che poi è anche il rock più estremo, insomma. Allora, la canzone, se parte dal testo, deve avere tante e tante di quelle regole senza avere musica, che poi quando arrivi a mettere la musica è difficilissimo. Cioè, quando Sgalambro mandava i testi a Battiato, che partivano così, si vede che quelle canzoni Battiato ha fatto una fatica pazzesca. Sono canzoni destrutturate, le senti che non è la cura. Capito? Che cerco un centro di gravità, ma c'è il ritmo, capito? Allora, lo senti che quelle canzoni sono digressioni armonico-poetiche, scusate i paroloni, ma
che hanno un altro mondo, no? Quindi tecnicamente cosa fanno? A me cosa faceva il dottor Mazzotti? Mi mandava, cioè io mi mandava il figlio inglese, e poi ne ho scritto per lui, I belong to you, e io quello che si chiama con Anastasia. Però per dire, ti arrivano le parti ingabbiate e devi dare da fare. Poi parto, è tutto. Quindi mediamente il massimo sarebbe che un autore della parte letteraria conosca sia anche musicista, nel caso di Mogol è un caso molto strano, e anche colui che scrive la musica, insomma, dovrebbe avere cognizione di parole, di lettere. Io scrivo un po' alla Mogol Battissimo, con il mio amico Mandolino, che ho scritto 20 album, non so quanti, non avrei conosciuto una centinaia di cose, però ci sediamo, partiamo dall'armonia, magari l'armonia è lata e la melodia la inventiamo dopo perché esiste la canzone, insomma sarebbe opportuno che tutto nasca insieme. Questa è quella marca di cui parlavamo prima, no? Di cui ritorniamo. Allora, come si fa ad annotare l'ispirazione non solo a ubriacarsi sul letto, ma molto più banalmente se ci sono idee musicali a registrarle, perché non scriviamo nada. Poi l'ultimo quarto d'ora lo facciamo sul dialetto, se volete sforo un quarto d'ora. Allora io finisco questa cosa sulla canzone, veloce. Allora, cosa abbiamo detto? Ho perso il filo, sì. La canzone deve tendenzialmente nascere insieme e bisogna notare le cose. Sia musicali, adesso è facilissimo notare, no? O le canti, se non si suonare, le suono, non è una cosa, no? Sapessi come le notavo io, non è una cosa. Come facevo? E l'idea che non viene in qualsiasi posto, adesso facciamo questo. Sapete come facevo io? È una cosa che devo per pazzo. Ero uno invece andavo in giro, ero già trasferito a Milano, e se mi veniva un'idea musicale, perché quelle scritte, tutti quanti quello, adesso appuntiamo anche qui, no? È il taccuino, quello si è sempre stato. Ci viene una bella frase, penso che il sogno così, però appunto, è quello. Dalla notte dei tempi. E io, che mi veniva l'idea musicale, che facevo? Entravo per fortuna insieme alle segreterie telefoniche. Avevo una bella segreteria telefonica a casa, entravo, mettevo 2 gettoni e le persone dietro mi prendevano per pazzo. Perché io al telefono perché cantavo, perché sennò magari mi dimenticavo lo spunto, no? Anche se ci sono delle scuole di pensiero che dicono che ci sono scuole di pensiero, autori con cui ho lavorato, che dicono che se ti dimentichi lo spunto lo puoi dimenticare. La verità sta in mezzo. Perché a volte ci sono spunti molto belli che io, perché non l'ho fatto davanti. È giusto? Però io ero preso come un ragazzotto del pazzo che entravo quando mi capitava dei gettoni nelle cabine telefoniche di Milano, quando tornavo a casa, e sei un ragazzo. Poi mi mettevo lì, e quindi l'elaborazione dura, naturalmente ci possono essere canzoni che arrivano subito, ispirazione istantanea, che le scrivi tutte, può capitare ispirazioni tratte da tutto, la vita. Io ho scritto in siciliano ispirato tantissimo ai poeti siciliani, alla letteratura siciliana, perché mi faceva piacere stando lontano, parlare della mia terra e in maniera letteraria. Oppure un libro che hai letto, un film, una mostra di quadri, una frase di un amico. Una volta una mia amica mi ha raccontato una sua storia d'amore strana, che era finita, ma che lei pensava non fosse finita. E io che stavo la sono tenuta dentro questa storia, dico, ma
mi piace tanto. Poi un giorno mi ha chiamato Ron e mi ha detto, ma io ho una musica, questo mio video mi aveva raccontato questa storia. Dice, guarda, io questo non mi viene. E io ho detto, ma così fatti il racconto, mi piaceva, poi la musica deve avere l'evocazione, c'è una musica allegra, cioè un minore maggiore, lì, questo è uno strumento, sapete che il minore è il maggiore del piano, no? E poi io ho detto, ma quasi quasi questa storia la racconto, e ho scritto questa canzone, una bella canzone, si chiama Stella che non si perde, e mi immaginavo, no? Che le stelle noi le vediamo che sono già spente, no? Quando noi le vediamo, già la loro luce è finita, quindi ho immaginato che, ecco, quindi si fa per metafora una canzone, per l'amore di questa mia, che mi aveva raccontato questa mia amica, forse splendesse così. Ecco la poesia delle canzoni, e c'era una musica bella, persino anche una frase rubata per strada, delle persone che parlano al bar, un articolo di cronaca, anche piccolo, banale. Sapete, è una canzone che è riconosciuta come una canzone bellissima, che è La donna cammina. Sapete come l'ha scritta? L'ispirazione della donna cammina in brevissima, lui leggeva un giornale, e nella cronaca di Roma c'era un trascritto piccolo, non era l'articolo, il governo, no, era un trascritto piccolo, Circo Medrano. C'era una piccola storia di cronaca, la donna cannone lascia, esattamente scritto nelle biografie di Francesco, la donna cannone lascia tutti e se ne va, scappa dal cielo. Basta. E basta questo per fare una senso. Che lui si appuntava a questa storia. E in mano una linea superba, un applauso del pubblico, poi tu ti immagini, costruisci tutto, però la fonte è che lui dice, voglio scrivere una canzone quasi sacra, di una donna grande, infatti bellissima la copertina, era una specie di sciacallo, questa donna che vola nel cielo grande, una donna di cannone, no? Quasi la spiritualizza, no? E sentite, dei cantori ci sarebbe tanto da parlare, però io, come vi ho detto, una cosa è importante della vita, è bene che ne parliamo un attimo, perché io sono stato chiamato qui anche per parlare del dialetto della nostra lingua siciliana. Però i dialetti sono tanti, quindi l'approccio che abbiamo nella canzone con i dialetti o lingue minori, che si voglia, però devo leggere una cosa molto importante a proposito. Ok. Allora, quadro generale, finiamo con. Ci sarebbe tantissimo da dire sulle canzoni, però io passo adesso alla parte letteraria dei dialetti. Allora, premessa. I dialetti cosa sono? Vengono anche chiamate lingue minori. Qui devo fare una piccola premessa storica, no? Ecco, i dialetti hanno origini antichissime, addirittura precedenti all'italiano. In Italia ne abbiamo una quantità enorme. Ci sono tre dialetti, ci sono dialetti addirittura istituzionalizzati. I dialetti istituzionalizzati sono, che fanno parte anche degli istituzionalizzati, non solo perché hanno creato letteratura, perché quindi c'è la differenza fra lingua e dialetto, sono tutte lingue, alcune delle comunque ce ne sono tre importanti. Dice adesso dice napoletano, dice siciliano, no, arriverò dopo. E dico tre dialetti e lingue importanti, che sono il trentino, il sardo e l'occitano. E
e il latino. Questo in Costituzione, cioè proprio legislativamente, sono riconosciute lingue per via di tutta una serie di componenti etnici. E la letteratura, perché esiste una letteratura trentina, ci sono tantissimi cantanti viaggianti moderni, no? Diciamo bravissimi. Elsa Martini, per esempio, una voce bravissima, che c'è canzoni più straordinarie. L'Occitano, che è la vecchia Languedoc, che insomma è nelle valli della Val d'Aosta, e poi il latino che è in altre valli, no? Il sardo addirittura ha due lingue all'interno. Il canto danese cioè nord e sud hanno proprio due strutture linguistiche differenti, gli amici sardi e vabbè. Questo non significa che tutti gli atleti hanno una vita. Altri sloveniano abbiamo due molto importanti riconosciuti dall'UNESCO, che sono il siciliano e il napoletano. Il napoletano è il dialetto più parlato nel mondo, anche perché ha una tradizione di canzone altissima. Il napoletano è la madre della canzone italiana è il padre o la madre della canzone italiana è la canzone napoletana, che ha melodramma canzone napoletana. 800 poeti straordinari che si sono prestati lì sì alla struttura della canzone, grandissimi musicisti. La canzone napoletana ha in sé la canzone italiana. Questo non significa che non si sono sviluppate tanti altri modi di usare i dialetti, cioè di interpretare. Noi siciliani, voi lo sapete, abbiamo rischiato di essere la lingua nazionale, così si dice. Abbiamo rischiato di essere la lingua nazionale perché la scuola di Federico II c'è il volgare, prima che fosse utilizzato come lingua italiana, lo dice Dante, non dico io, nel De Vulgare Eloquenza, scritto in latino, peraltro, parla anche del siciliano. E addirittura Dante dice, sapete che il siciliano poteva essere la lingua parlata in tutta Italia se la scuola di Federico II, che produce volgare in siciliano, non si fosse spostata nell'ambito del centro Italia per poi entrare nel gota del volgare italiano che ha cadenza centro-italiana fiorentina. Ecco che quella è diventata la lingua italiana. I grandi dialetti, che sono tantissimi, anche per i salentini, sono tanti, adesso io sto qui, io li chiamo gli affluenti della lingua italiana, perché in sé hanno la memoria del popolo, in sé hanno anche la lingua non scritta, parlata. In Sicilia noi sappiamo, in Sicilia i punti, in Sicilia c'è la tradizione orale, coloro che hanno scritto della tradizione orale, le canzoni popolari che si sono perse, non scritte su spartito, insomma se ne possono fare di tutto e di più. Però io parto da quello che ha influenzato me e ha influenzato tutto ciò che nella modernità, escluso il folk di Maria Castro, Cavalli, tutto quello che volete voi, è il nuovo modo di usare nella world music cosiddetta, non nel folk, i dialetti. Il signore, il dialetto, e ritorno a chi? A un altro rivoluzionario, a Fabrizio Bellani. Fabrizio Bellani dice il dialetto e le lingue altre, lui anche politicizzato, rispetto all'italiano, sono già intrinsecamente le lingue della resistenza al potere, il quale usa sempre una lingua culta. Lui dice che i dialetti hanno una potenza espressiva, e questo non ve l'ho detto io. E nel 1984, e la storia è difficile anche per lui, che era già Fabrizio del Tre, esce un album in un'altra lingua molto importante, il genovese, ha una potenza non indifferente. Anche i veneti hanno una lingua, Goldoni scriveva in Veneto, ci sono, lo sapete che i veneti hanno 36 dialetti differenti, più di quelli nostri siciliani. Allora, Teresa De Man è leggo da testuale, un crogiolo di suoni etnici di varie origini mediterranea, Nord Africa, Grecia, Occitania, un disco interamente cantato in genovese e diventa la pietra miliare della world music. Lui aveva scritto nell'album Rimini già un primo pezzo in siciliano, che si chiamava in sardo, Ziripittaggia, perché lui viveva in Sardegna.
E questo apre le porte a tutti noi che abbiamo in qualche maniera mutuato da Andrea. Io alla fine degli anni 80 decido di scrivere in siciliano, non più musica folk, ma lavorando sulla musica folk. Infatti i miei primi dischi sono stati incisi con tutti i musicisti che lavoravano in Fabrizio Bernardi. È prodotto da Massimo Bugola che è collaboratore di Fabrizio Bernardi. Però non lo fa in Sicilia, ecco perché devo dare. Perché quando volevo fare questo disco in Sicilia alla fine degli anni 80 se ne stavano sul tempo. Pensavano che ha detto se non la musica folk fosse un'eresia. Infatti in Italia alla fine degli anni 80, degli anni 90, il primo disco del 1991, domani quando faccio il concerto e farò in siciliano e dirigerò quelle piccole tappe che erano da tutto una parte di queste canzoni. Io ho fatto un disco, ma hanno capito i discografici italiani che non mi mandavano in Sicilia in promuovere perché io vendevo molto di più in tutto il resto dell'Italia tranne che in Sicilia. Poi le cose sono cambiate perché gli anni si sono aperti. Abbiamo cominciato in tre, l'azienda in Sardegna che aveva fatto una loro storia e De André che ci ha insegnato tutti questo. Aveva cominciato a battere con due canzoni molto importanti, una si chiama Stranezza d'amore e una di Rautuno, già negli anni 80 aveva già iniziato, si chiamava Franco Battiato. Fabrizio De André mi ha raccontato Mauro Pagani quando andava in giro ed era Fabrizio De André con questo nuovo prodotto che anche David Byrne disse poi dopo, sempre dopo però, perché quando tu inventi una cosa ti devi affidare al dopo, secondo me. David Byrne dice uno dei più grandi dischi di musica dopo la 180 anni, era presa tematica se lo ascoltate è un altro molto interessante, naturalmente dovete tradurre, però il genovese è molto, una lingua molto vicina alla catalana, molto complicata. Allora, io vi leggo queste parole per completare un po' questo escurso sul dialetto, sulla lingua, eccetera, che sono di Andrea, che mi sembra che sia giusto dire. Quando ero ragazzo, la letteratura ha avuto la funzione di un nonno che non ho mai avuto, nel senso che avevo bisogno di qualcuno più grande di me, con una capacità di esprimersi maggiore della mia. Quindi io leggevo a proposito di ispirazione, le storie di Balzac, di Dostoevsky, e dice di Teresa De Marco, questa è di un disco cantato nel mio dialetto, lo dice di Andrea, che già era famosissimo, e decide di cantare in un dialetto ostico, molto ostico, i discografici. Pensa a me quanti no, a lui di Andrea che hanno detto no, niente. Io sono stato sommerso nei no, sommerso, poi un discografico illuminato e ho detto no, ma perché no? Io con una sola canzone ho detto scrivere tutto in siciliano. Di Andrea, sommerso del no, anzi nella mia lingua, fu una voglia per così dire primordiale, il nostro dialetto è primordiale, è una esigenza atavica, nel senso che aveva le sue radici in quelle mie, della mia gente, quella che sentiamo parlare, del nostro volgare dantesco. Me la portavo in pancia da anni, forse da quando avevo cominciato a scrivere canzoni, a tradurre in francese, Brassens, molti dei cui personaggi avrebbero potuto essere abitanti dei miei carruggi di Genova, no? Ma non avevo mai trovato l'incoscienza, era già famoso, o la fede, o la chiarezza di idee sufficienti a tradurre l'intenzione mia, della mia anima, infatti, era una sfida. Potevo anche illudermi di vincere sul piano della qualità, ma difficilmente su quello delle classifiche di vendita. Cioè, capito che lui andava lì, fatto di per sé poco rilevante, ma importante per i discografici ai quali io andavo a proporre un lavoro in dialetto genovese. Tempo diceva sempre che è ora di smetterla di scimmiottare gli inglesi, gli americani, perché quando noi scimmiottiamo gli inglesi facciamo delle belle cose in Italia, ma mica Ligabue si permette di esportare in America le sue canzoni, usando il francesismo che ne caga nessuno perché c'è già Bruce Springsteen, ma noi ci hanno cagato del canto. Noi ci arriva prima in America, ma perché? Perché è il figlio della nostra cultura, no? La nostra cultura è anche quella dei dialetti, dice noi dobbiamo sfruttare un patrimonio popolare, lo diceva Tenco, che non c'entrava niente con la musica popolare, ricchissimo. E la nostra decisione, come hanno fatto i Beatles, ve lo dirà Luca Madonia, che è un beatlesiano, perché era lui, era i Beatles, hanno sfruttato il loro patrimonio anglosassone,
ma quello lo lasciamo due che arriverà dopo, o Dylan, che abbiamo messo. In Italia bisognava fare i conti con le nostre abitudini e con le nostre radici. Va da sé, e con questo chiudo, che scrivere le canzoni in italiano, lì siamo un altro capitolo, è difficile tecnicamente per le esigenze metriche che ti rendono necessario. Perché è difficile scrivere in italiano? Perché la nostra è una lingua piana, non è una lingua tronca. Gli anglosassoni, per chi sa un po' di inglese, in due parole descrivono immagini immense, tronche, pronte per una costruzione. Ecco perché nasce il rock and roll da lì. Noi abbiamo bisogno di una armonia molto più complicata per andare a parlare con la nostra lingua. I francesi pure, perché hanno le tronche. I napoletani pure. Non c'è una parola napoletana che abbia una vocale finale. Guai. È tutto tronco. No? Tutto tronco. Sentite una frase napoletana è scritta con le finali, ma non è pronunciata con le finali. È come fosse in inglese, anche siciliano lo ha, anche il lo ha. Quindi lui che dice? In italiano non ci sono, comunque non abbondano, lì entra una cosa tecnica. Quando non abbondano le tronche, dobbiamo usare i dittonghi, per esempio. Quando lo useremo un'altra volta, vi dirò che cos'è questo. I dittonghi sono delle false tronche che hanno le due vocali alla fine, o la sinalese, che sono figure retoriche, che sono le due vocali che si incontrano. Insomma, a questo punto ti vedi costretto a garantire la qualità estetica del verso e cambiare addirittura il senso di quello che vuoi dire. Invece il genovese, come il siciliano, come tutti i dialetti, è una lingua agile. È possibile trovare un sinonimo tronco che abbia lo stesso senso della traccia di prosa in cui ti sei immaginato la canzone, visto che difficilmente le idee ti nascono organizzate. Devi organizzarle metricamente. E il problema che abbiamo noi italiani, mentre gli inglesi e i francesi non ce l'hanno. La potenza, oltre che delle storie che possiamo raccontare della nostra lingua siciliana e dei nostri dialetti, sono queste. Questa è la cosa. Grazie. Volete fare qualche domanda anche di pettegolezza? No, se avete qualche curiosità, canzoni, qualche cosa che ti ha colpito particolarmente, io sono qua a vostra disposizione. Okay? Io mi preparo. Non ci sono domande? No, questo è il momento più. Che strumenti suonate? Così vediamo, capiamo. Mi è piaciuta questa, almeno questo, no? Cioè, era interessante quello che vi ho detto, vi ha lasciato perplesso, vi ha lasciato perplesso, avete qualche curiosità specifica, conoscevate un po' questi aspetti della canzone, conoscevate un po', no? Io li ho semplicemente messi in bella copia, alcune cose le sapevate, alcune cose no. Ho fatto un pensiero un po' più organizzato, no? E questo pensiero si può organizzare anche in maniera più complessa. E io non sono andato nella specificità della canzone, perché la specificità della canzone presenta altri aspetti, la specificità degli interpreti, magari qualcuno di voi canta, e insomma, quella è una parte che va oltre, perché adesso per cantare non è diversamente, no? C'è, come si scrive, ci sono, perché vedete tutti quegli autori, sono 10, 12, cioè per me è una cosa molto fisica. Fanno delle session di scrittura, io non so come facciano, perché il processo creativo è un processo insomma, abbastanza, non dico solitario, ma comunque da condividere con poche persone. Quindi è probabile che molte canzoni abbiano una certa plasticità, nel campo, nella cassa in quattro, devono funzionare in una certa maniera, no? Si vedono in tanti, la canzone non nasce più dalla melodia, probabilmente nasce da un beat,
del computer, del bit, e poi le parole che si inseguono. E lì allora la gabbia è molto più aperta perché sono persone parlate. C'è un po' studio quello che la fa, e poi entra in melodia. Quando entra in melodia chiamano quello che scrive la top line. La top line è quel pezzettino di ritornello che sta dentro la gabbia dello canti quel pezzettino, analizza di quel pezzettino, poi riparte il canto. È un'altra tecnica più o meno importante, l'importante è fare bene. La qualità bisogna sempre preservare. In tutte le canzoni che noi vogliamo affrontare, ripeto sempre che bisogna sempre lavorare con grande costanza e con grande attenzione. Io mi auguro un giorno di scrivere canzonette, come ha detto ci sono solo canzonette, perché devi fare i passi indietro rispetto a quello che è considerato la cultura dominante, la poesia, la letteratura. Lo dicevo personalmente, chiaramente. Quando mi chiedono che mi scrivo fare, io lo scrivo non so. Buone canzonette, buone. Mi chiedevano qual è la composizione che Una ragazza, scusate, non ho sentito. Qual è la composizione che la rappresenta di più? La mia? Sì, i ragazzi sono curiosi. La mia composizione che mi rappresenta di più, insomma, è che se voi, io ho due figli, è come se voi mi chiedesse quale dei due figli preferisci. Forse il tuo mio, non lo so, non penso di poter dare una preferenza. Io penso, ecco, una cosa te la posso dire, che mi piacciono molto spesso nelle canzoni che hanno avuto meno successo, perché sono canzoni che magari non sono state capite fino in fondo e che io trovo che abbiano una forza e una potenza che riguarda meno il mercato e riguarda più la mia anima e me stesso, no? Quando ci mettiamo in mezzo della verità di cui parlavamo. L'arte è fatta di verità, la finzione non c'è, bisogna lavorare con verità. Io quindi faccio molta fatica. Ogni tanto mi viene in mente, cioè, passa che cosa dico, no, però questo è bello, senta bene, oppure c'è un verso. Non mi piace fare battute di così. Se ci volesse lasciare un messaggio attraverso una sua canzone, quale ci consiglierebbe di ascoltare? Beh, c'era una canzone famosissima, una canzone che io attraverso le mie canzoni sicuramente ne ho scritte di famosi, cantanti importanti, non so, per esempio io ho cantato questa canzonella che si chiama Infinito, è una canzone bellissima che ha un grande afflato. Una mia amica l'altro giorno ha fatto un festival in un posto, mi ha detto: ma tu quando hai scritto Infinito ti rendevi conto che stai scrivendo un capolavoro? Io ho detto no, nessuno di noi si rende conto, e poi quando diventa la canzone di tutti. Ma io sono molto legata alla mia prima canzone, si chiama Terra Larica, e che parla della Sicilia, parla del mio rapporto della Sicilia, di eterno fuggire, di eterno tornare, parla della mia città che è Catania, parla della montagna dell'Etna, parla dei miei ricordi di infanzia, della forza che nella Sicilia mi sono portato dentro, standoci lontano, parla di quello che mi ha regalato la Sicilia in un rapporto contrastato di odio e amore come ogni siciliano si porta dentro, come si porta l'amore per la madre da cui vuole staccare il cordone ombelicale. Ecco, e tra l'altro è una canzone che più mi rappresenta, anche perché ha una sua attualità. L'ho fatta l'altra sera in questo festival di canzoni che parlano di ambiente, di ecologia, e dico, vabbè, questa canzone parla della mia terra, della Sicilia, come fa difficile. A un certo punto dice, parla di un ponte. È un argomento molto attuale, no? Il ponte, non ponte, io non voglio entrare nel merito. Io so solamente una cosa, che per me l'isola è un'isola. E nella mia anima isolano
un'isola, anche un ponte metaforico, un ponte reale, come dico io, un ponte di pietra lavica indistruttibile al di là dei sismi, non può mai fare in modo che la tua isola, pur se legata da un ponte, rimanga sempre isola. Io una volta ho bazzicato tanta musica anche adesso, ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi personaggi molto importanti. Una volta mi trovavo a Zurigo e avevo il privilegio di poter entrare nelle seggi e con degli amici che sono venuti dalla Sicilia, c'era un progetto di U2 e abbiamo portato una torta di cioccolato a dono che è arrivato in ritardo perché c'era un grande nubifrage, poi abbiamo fatto questo concerto e noi siamo riusciti ad arrivare, ci ha conosciuti, mi ha abbracciato, mi ha detto guarda, abbiamo portato questa torta e lui dice da dove venite? E lui mi ha detto io già ero a Milano, quando dico dove venite? Dico vengo dalla Sicilia, la mia terra. Ho detto veniamo dalla Sicilia. Lui mi ha guardato a proposito della potenza dell'isola. Fa. This is an island, like Ireland. È un'isola come l'Irlanda. L'Irlanda, io ci ho stato in Irlanda, io suonavo per strada, in Irlanda, non dovevo mantenere. Andavo a Grafton Street dove andavo a suonare per strada. E gli irlandesi avevano una forza, il loro folk, e le loro origini celtiche. Sarei qui a parlare di loro e di tante altre cose, e nella loro contaminazione che c'è tra musica moderna e folk, hanno la vera consapevolezza di essere un'isola. E Bono disse, Sicilia è importante, perché è un'isola come l'Irlanda. Ecco, la canzone che più forse mi rappresenta, che mi porto nel cuore e che poi mi ha portato fortuna, perché se non avessi avuto quella canzone non avrei conosciuto la cosa di forse la mia vita sarebbe stata una. Grazie. Ragazzi, sì. Sì. tutto bene? Tutto bene, grazie mille per il tuo intervento, Grazie. è stato prezioso. Spero che i ragazzi abbiano. Assolutamente, immagino di sì, sono sicuro di questo. Bene, chiudo questa cosa e poi